Vai che si gioca, avanti tutta, nuova partita. Sempre col bianco e quindi siamo molto felici. Andremo di attacco torre, subito con alfiere G5. Vediamo il greco, argentino non è il greco. Questa è molto rompibale perché se ora gioca subito cavallo F6 glielo catturo, facendogli creare l'impedonatura. Alfiere G5 è molto forte, ragazzi. Adesso lo invito a giocare G5 e potrebbe succedere il peggio per il nostro amico. Potrebbe accadere veramente il peggio. Adesso io mi accontenterei di E3, onestamente. Mi accontenterei di E3. Adesso anche alfiere di 3. Ricordati che c'hai l'inchiodatura sulla donna, eh? Ricordati di questo. Ok. Va bene, questo cavallo al centro devo dire che è forte. Alfiere C4, non voglio cambiare le donne. Allora vado di cavallo F3, minacciando la cattura e ovviamente anche la cattura della donna. Se mi cattura lui, vado con donna F3, la mia donna sta da Dio. Posso giocare cavallo C3 a rocco lungo. Attenzione, attacco su B2, un attacco originale oserei dire. Molto originale, però mi suona strana questa mossa. Mi suona strana. Se io dovessi... Pensa a te che attacco che mi ha fatto su B2. Ti devo dare l'alfiere? A parte te lo posso anche lasciare. Oppure gioco donna D4 per proteggere. Donna D4. C5. Donna C3. Che roba strana. Sì, donna di 4, tutto sommato ci sta. Che roba strana. Dopo sono curioso di vedere cosa diceva il computer qui come difesa su questo cavallo. L'alfiere non glielo voglio dare. O forse glielo dovrei dare. Tac, tac, donne 2. Sì, probabilmente glielo dovrei dare. B5. Cavallo C3. A6, A4, C6, torre di 1. Mi sa che gli darò l'alfiere, va? Mi scoccia troppo dargli l'alfiere. Donna di 4. No, dai, facciamo i bravi, diamogli l'alfiere. Voi gliel'avreste dato, ragazzi? Pedone B3 avrebbe indebolito troppo la struttura, lui avrebbe potuto giocare alfiere... Non lo so, pedone B3 non mi convinceva al 100%. Dopo vediamo cosa dice il computer. Magari pedone B3 era la risposta corretta. Bene, tac e torre di 1 e sono abbastanza felice. Sono abbastanza felice. Grazie ragazzi, che vi siete trecettizzati anche voi. Ok, che cosa farà? Io presumo B5. È in netto ritardo di sviluppo, non ha ancora roccato né nulla, quindi siamo felici. Siamo felici. Alfiere per proteggere questo pedone. Io ho questa, forse è da giocare subito perché guadagno il tempo sull'alfiere. Lui probabilmente farà questa e progetterà un arrocco lungo. E su questa, vabbè, sai che sono felice, sono felice di questa mossa. Su questa alfiere di 5 io ho E4, su alfiere C6 te lo pappo, quindi sono felice di questa mossa, anche se chiudo momentaneamente la colonna D. Grazie Francesco che si è trecentizzato. Ok, E4 non mangia cavallo, mi sono perso qualcosa. Ora c'è l'attacco su G2 in effetti. E4, no, E4 non si può mangiare il cavallo. E4 se mangia il cavallo mangio con la donna.
quindi giocherò E4 ora. Oh raga, non vorrei aver sbagliato qualcosa. Il più furbo, speriamo il più furbo di Rho. Sei di Rho? Che è in provincia di Milano, se non erro. Niente, deve portare il posto più sicuro per portare l'alfiere ora è F7 senza ombra di dubbio. Ok. Ora dovrei difendere questo cavallo. Cazzarola. E se gioco cavallo C3, tac, torre di 1, non succede assolutamente nulla. Che peccato. Che peccato rimuovere questo cavallo da qui o giocare C3. Giocare C3 è un peccato mortale. Devo giocare C3. Peccato mortale giocare C3, veramente. A meno che non gioco donna qui, ma che senso ha? Per far giocare il cavallo qui, che deve andare qui. Ah, C3 è veramente brutta. Anche se attacco il cavallo un'altra volta. Vabbè, dai. Attenzione, C3, C5. Beh, abbiamo un sacco di case interessanti. Boh, mi pentirò di questa C3, lo so già. Anche questa sarà da esaminare al computer. Cavallo F3 e poi F5. Grande, grande Francesco, sono veramente fortissimi. Beh, cavallo F3 e poi E5. Penso che non ci sia troppo da ragionare. Su questa, esatto, me la stai dando proprio in pappa. Me la stai dando in pappissima. O forse questa, perché tanto lui gioca torre C8 e ok, posso catturare qui. Tac, come si difende? Si difende che non può difendersi, quindi forse questa è la mossa giusta, perché questa che è molto bella in realtà può essere confutata. Invece cavallo B5 non puoi confutarla. Ditemi se sbaglio. Non ha modi per fermare il cavallo che va qui. Sì, vabbè, mi deve dare la torre, in effetti, che stupido. Dalla torre per 2 pezzi, direi che ferma ampiamente il cavallo, a meno che con questo cavallo io non vada qui. Però niente, andrò qui, scelto. E sul cavallo qui, che do balls, vabbè dai, ci pensiamo dopo. Mi lascio mangiare, apro la colonna, c'ho il mega pedone, intanto arrocco. Oppure cavallo di 2. Non so se è meglio arroccare prima o cavallo di 2. Partita strana. Fai ammazzare quando leggo i tuoi commenti. Ok, attacco su B2 non è un problema. Tolgo fuori il cavallo con un'altra minaccia qui. Ho bisogno di togliere questo cavallo il prima possibile o di arroccare il prima possibile. Devo capire. Intanto questa mossa la faccio perché ora che non può più spingere B5, questa mossa è fortissima. Vi spieghiamo l'ultima citazione di Cree. Aspetta, fatemi ragionare un attimo, che qui è un attimo perdere la partita. Facciamo che arrocchiamo intanto, senza sapere leggere né scrivere. Praticamente ultimamente siamo andati a fare qualche torneo insieme, un torneo insieme. Da che era il torneo? Era Vigevano e praticamente era un open. Non so se sapete come funzionano i tornei di scacchi open. Ok. Praticamente... Ok, fatemi ragionare un attimo. Ok, penso che vada bene. Praticamente negli open tutti giocano contro tutti, quindi i giocatori che hanno appena iniziato possono giocare contro professionisti, professionisti possono giocare contro giocatori che hanno appena iniziato e quindi spesso fammi vedere su questa alfiere qui, deviazione, catturiamo qui, volentieri. E c'è il matto forse, perché con l'alfiere qui siamo quasi vicini al matto.
re qui, o donna qui, re qui. Siamo vicini a un bel finale. Bisogna capire come finire. Vabbè, portiamo più pezzi in gioco, possibilmente questa torre. E sul re su Casabianca sono fregato. Vabbè, gli faccio scacco. Va bene, nessun problema. Nessun problema. Ok, non sono sicuro che era la mossa migliore, però portare più pezzi in gioco in teoria è sempre bene. Oh, c'è anche questa che è ancora più bella secondo me. Questa è ancora più interessante che questa, perché qui puoi scappare qui. Unica via di fuga a casa scura. Unica via di fuga a casa scura, e ora ti puoi beccare questa con attacco anche su torre, e adesso devi andare sul... Vabbè, massimo ripetiamo un po' di mosse. Se vai qui perdi la torre, se torni su che cosa ti succederà non lo so. Secondo me sto perdendomi un'occasione d'oro. Non sto vedendo qualcosa. Vabbè, prendiamoci la torre, va. Male sicuramente non può fare. Sì, non so se l'ho giocata al 100% al meglio delle possibilità. Dopo l'analizziamo, ragazzi, che questa mi ha appassionato. Ok, portiamo tutti i pezzi in gioco. Oppure c'è qualcosa di più interessante? No, nel dubbio questa è sempre la migliore. Ok, devo stare sempre attento a non prendermi un matto in ottava. Questo è fondamentale. Ok. Anche se riuscissi a cambiare le donne sarei felice, perché così senza la sua donna io sarei molto più felice. Questa è più bella. Tac, questa è più bella, perché gli blocca questa via di fuga. Adesso scende giù, scendo con la torre e scacco matto. Ok, è andata. Bene, questa la vediamo, ragazzi. Questa la vediamo perché è stata veramente bella. Grande uragano, TV shot, donna di 6 matto. C'era una donna di 6 matto, vediamo un po'. Intanto mi dice che ho fatto 2 errori e un errore grave. Capiamo anche dove. Vediamo un po'. Ah, intanto volevo vedere la percentuale di precisione. 86%, basta. Ok. Qui va bene. Qui diceva alfiere per C4. Dice che è la mossa migliore. Mentre B3 dice che è buona. Però alfiere per C4 è giusta. Mentre donna D4, l'altra che avevo pensato, imprecisione. Va bene, alfiere C4, va bene così. A questo punto non volevo cambiare le donne. Ok, mossa migliore. Quando vedete questa stellina qui significa che è la mossa migliore. Anche il mio avversario ha fatto la mossa migliore. Cavallo, mossa migliore. Imprecisione, e ora devo giocare cavallo C3. Dovevo fregarmene di questo pedone. Devo fregarmene bellamente, perché poi questo alfiere e poi il rocco lungo. Beh, avrei avuto una posizione da favola. Sono stato un po' troppo materialista, ragazzi. Sono stato un po' troppo materialista in questo caso. Va bene. Ok, E4 è stato un errore. Ok, abbiamo già capito che è stato un errore. C3 qui. Ho dovuto giocare C3. Lui mi diceva alfiere F3. In effetti C3 blocca la casa di questo cavallo. Dannazione, non va bene. Va bene. C5, cavallo B5 mi diceva, ma dopo torre C8
io potevo, ops, scusami, torre C8 potevo catturare questo pedone, no? Esatto. Ok, allora andava fatta. Bene, non l'ho fatta, ma ho messo qui ho perso 3 punti di vantaggio con questo cavallo qui, 3 punti di vantaggio. Attacco, va bene, cavallo. Mossa migliore, arrocco lungo. Mossa migliore, errore. Qui devo giocare cavallo E3. Ok, per prendermi questa cosa qui senza problemi, senza ridargli il pedone. Ok, questo è stato un errore suo. E qui mi diceva donna E6. Donna E6, c'era un matto in 12 con donna E6. Se spostava qui, che cosa succede? Ah no, perché c'è l'alfiere, cazzo, allora doveva mettere davanti la torre. Torre in D1 giocando sull'inchiodatura. Torna indietro con... Madonna, che spettacolo, non l'avevo vista. Non l'avevo vista, mancata vittoria. Comunque la posizione è molto buona. Torre in A in D1. Donna C4, mossa migliore. Donna C7, mossa migliore. Alfiere D6. Alfiere D6. C'era il matto. Alfiere D6. Va bene, l'abbiamo allungata il più possibile. Donna E8 matto. C'era il matto, raga. C'era il matto. Questa casa è controllata dall'alfiere. Questa dal pedone. Donna, donna, donna. C'era il matto con donna E8. Non so voi, ma io non l'avevo visto. Cioè, matto con donna E8. Non l'avevo minimamente visto. Matto con donna E8. Spettacolare. E qui ho giocato... ero talmente convinto che il re potesse fuggire non appena toglievo la donna, che invece ho sbagliato. Grande Robby. E quindi niente. Donna di 6 no, non è matto perché può scappare in F7. Ok. Questa qui diceva che torre di 7 era... Torre di 7 era migliore. Matto in 2 torre di 7. Perché su re in E6 c'era questa. E se re scappava qui c'era donna E8. Ok. Invece cosa ho giocato? Così, così, così e così matto. Va bene raga, è stata bella partitona, piena di sviste da parte di entrambi, ma il bello degli scacchi è anche questo. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!